poi ho iniziato a studiare a Milano e lì la mia vita professionale, tranne la parentesi a Caltanissetta, dove ho iniziato tutta la vita professionale, la vita familiare si è svolta lì. Sono l'esempio di un pubblico ministero diventato giudice, ho fatto 16 anni il pubblico ministero, adesso da 15 faccio il giudice e un po' per caso, un po' per scelta mi sono sempre occupata di funzioni attinenti alle famiglie e alle persone. Ho fatto il pubblico ministero del Dipartimento per tanti anni soggetti deboli, quindi mi sono occupata di maltrattamenti in famiglia, mi sono occupata di abusi sessuali, di violenze sulle donne e poi sono passata dall'altra parte a fare il giudice della famiglia e adesso faccio il giudice per i minori e probabilmente finirò con il fare il giudice per le famiglie, per le persone, per la famiglia e per i minori, che è il titolo del nuovo tribunale, il nome che dovrebbe prendere il nuovo tribunale della riforma. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché quando Maria Grazia, con una felice sorpresa, mi ha invitato per questa giornata, mi ha detto no, omaggiamo la Costituzione. Allora io ho cominciato a pensare quale poteva essere un articolo della Costituzione che avesse un impatto diretto nella vita di tutti i giorni. Cioè io che vedo e che ho visto e che vedo persone sempre più in difficoltà, persone, coppie, genitori, bambini, ragazzi, con difficoltà personali sempre crescenti, mi sono chiesta quale fosse l'articolo della Costituzione che così senza troppo pensare, ma distinto, mi colpiva ancora di più andando a rileggere i tanti articoli di questa Costituzione che diciamo tutti essere ancora valida, moderna e che ci dà ancora tanto rispetto ai principi. E mi è venuto in mente l'articolo 3. E siccome sono sicura che nessuno di voi ce l'ha a memoria, ma non ce l'avevo a memoria neanch'io, sono andata a riprenderlo e approfitto per rileggerlo con voi. Tutti i cittadini, dice, stiamo proprio nei principi fondamentali della Costituzione, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ma l'articolo non finisce qui. Questo i nostri costituzionalisti lo chiamano il principio di uguaglianza formale. Credo che a parole nessuno di noi lo metta più in discussione, come viviamo in un paese democratico e siamo tutti uguali. Non è così, lo sappiamo benissimo che nella vita concreta poi non è così. E l'articolo 3, comma 2, dice proprio questo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Introduce cioè il principio di eguaglianza sostanziale. Questo principio di eguaglianza non ce lo troviamo noi e basta scritto nella nostra Costituzione, ma è uno dei principi cardine del nostro più ampio scenario in cui ci troviamo inseriti, perché l'articolo 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali parla di uguaglianza, l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea parla di uguaglianza, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea parla del principio di non discriminazione, che è l'altra faccia del principio dell'eguaglianza, e addirittura l'articolo 23 parla della parità uomo-donna e dei compiti dell'Unione Europea per favorire la parità uomo-donna. E qui dentro c'è un vero e proprio programma politico-sociale, cioè lo Stato si è dato non solo un principio bello, statico, come il principio dell'articolo 3, nel primo comma, ma si è dato anche un programma politico che guarda al futuro. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Ma la Repubblica non è, come dire, la bandiera, questa parola vuota. La Repubblica siamo noi, cioè stiamo parlando dello Stato inteso non come Stato apparato, ma inteso come Stato società, cioè ciascuno di noi, ciascuna delle istituzioni qui rappresentate, ciascuno ha i suoi livelli dell'istituzione che rappresenta e che incarna, si deve impegnare a rendere effettiva
significativo questo principio di uguaglianza. Io come giudice mi devo impegnare a rendere effettivo il principio di uguaglianza per le persone, per i singoli casi che mi vengono davanti, però è compito di ciascuno di voi. Ciascuno di voi nell'ambito in cui è chiamato a vivere deve tradurre in questo la Repubblica, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, deve garantire questo principio di uguaglianza sostanziale. Qualche piccola nota: è vero che la Costituzione si esprime con tutti i cittadini, era pensata in un contesto sociale in cui, come dire, gli ambiti territoriali erano delimitati, ma sappiamo benissimo che in questo tutti i cittadini, mi smentirà il professore, si intende che non è la cittadinanza il presupposto, ma la Costituzione va letta secondo il suo principio supremo, che invece è il principio personalistico, per cui va letta come ogni persona. Quindi ogni persona non deve essere discriminata e ogni persona in quanto tale, cioè come essere umano, a prescindere dalla posizione che riveste nella società. Ecco perché è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, e ripeto, a tutti i livelli, per tutte le categorie sociali, e ciascuno lo farà nel suo pezzetto di società nel quale si trova a vivere. Si dice che è un principio di natura programmatica, che non è vincolante, nel senso che obbliga tutti i soggetti, scusate, è un principio di natura programmatica, ma è un principio di natura vincolante, non potrà mai essere promulgata una legge che introduca una discriminazione. Potrà essere promulgata, e ne avrete avuto esperienza anche voi, leggi che trattano situazioni diverse in modo diverso, ma ci vuole un principio di ragionevolezza, cioè ci vuole una situazione che abbia necessità di essere trattata in un modo diverso. Questo rimuovere gli ostacoli che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto la Repubblica, intesa come dicevo prima, deve mettere tutti in una condizione di parità, non di risultato, cioè non è che dobbiamo pensare che saremo tutti istruiti uguali, ricchi uguali, con lo stesso tipo di posizione sociale, ma dobbiamo mettere tutti in una condizione di parità di chance, cioè di parità di opportunità rispetto alla realizzazione dei propri diritti fondamentali, dei diritti fondamentali di ogni persona. Per cui il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, giusto per citare tre che toccano ciascuno di voi. Fate una riflessione di quanto ci sia ancora da fare. La legislazione è sicuramente andata molto avanti dall'anno in cui la Costituzione è entrata in vigore, siamo tutti testimoni di evoluzioni storiche su questo. Però le scelte politiche conseguenti all'attuazione di questo principio non sono mai abbastanza. Gli amministratori pubblici ne sanno qualcosa, si trovano molto spesso a lavorare con leggi magari più sofisticate, si trovano a lavorare però con mezzi più scarsi, perché intanto che c'è la legge che detta il principio, non c'è la legge che insieme detta e mette in opera le condizioni materiali per poterlo fare. Io lavoro con le leggi del sociale, ve ne dico una: la legge sul femminicidio, sugli orfani del femminicidio, e la tutela degli orfani del femminicidio è una delle legislazioni più avanzate che ci viene riconosciuta, non è mai stata finanziata dal 2018 fino all'anno scorso. Sono 110-115 femminicidi all'anno, 2/3 di questi riguardano donne con figli. Quindi questa è una delle mancate attuazioni del principio costituzionale, laddove ci si è un po' sforzati di mettere lo strumento legislativo, ma non ci si è altrettanto sforzati di mettere lo strumento finanziario. Ancora, la Repubblica deve porre in campo poi azioni positive. Qui il professore mi dirà che dal 1993 la Corte Costituzionale ha introdotto in una sentenza questa bella parola, no? Di dare azioni positive, nel senso che il legislatore ha il compito, tramite la legislazione, di attuare la Costituzione, ma poi per dare delle spinte si possono introdurre anche delle cosiddette azioni positive per innalzare la soglia di partenza per singole categorie di persone socialmente svantaggiate. Tutto questo a che scopo?
allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, qui dice, dei lavoratori allo Stato, ma in realtà è rendere effettiva la partecipazione e rendere effettivi i diritti di cittadinanza, cioè ciascuno per essere più cittadino deve essere messo in condizione di esercitare, avere la possibilità di esercitare i propri diritti. Qui viene il grande campo della scuola. Noi non possiamo solo avere l'istruzione obbligatoria se non prevediamo poi dei correttivi anche qua di tipo economico, le borse di studio famose, per permettere davvero a tutti i più meritevoli di accedere a tutti gli alti gradi degli studi. Anche in questo io credo che la Costituzione resti assolutamente moderna e in larga parte assolutamente attuata. Il mio lavoro perché mi è venuto in mente questo articolo 3. Siamo reduci da 2 anni di Covid, siamo reduci da 2 anni di chiusura delle scuole, siamo reduci da 2 anni in cui la struttura economica delle famiglie è cambiata tantissimo, ci sono famiglie che hanno perso, in cui tutti e 2 i genitori hanno perso tutti e 2 i lavori. Ci sono famiglie in cui, sto parlando di tutte cose che vedo, non sto parlando di teoria, sto parlando di... Ci sono bambini che non avevano i tablet, i computer, la famosa DAD, l'hanno seguita, scrivono gli assistenti sociali sui nostri report saltuariamente. Vuol dire che noi abbiamo una generazione che non ha fatto 2 anni di scuola. Io pregherei chiunque, anche insegnante, di farsi la domanda che cosa è stato fatto davvero, non nominale in quei 2 anni, per non la classe Vittorio Veneto, Milano, ma per quel singolo bambino e quella singola bambina e quel singolo ragazzo. E vi do alcuni dati, Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, rapporto 2020. In Italia, io so che è una cifra che sconvolge tutti perché tutti mi dicono hai letto male, non ho letto male. In Italia su 10 milioni di minori residenti fascia 0-18, 1.337.000 sono minori in povertà assoluta. Sono il 13,5% della nostra popolazione per non infanzia, 0-18. I dati stimati per il 2021, perché il rapporto non ha ancora i dati ufficiali, sono aumentati e la percentuale è al 14,20. Andando a guardare il 2019, cioè pre-Covid ad oggi, abbiamo un aumento percentuale di 3 punti della povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire, ovviamente nel nostro paese non è l'indice che usano per misurarla in Africa o in India, ma qui vuol dire non avere accesso ad una alimentazione regolare, cioè non avere più di un pasto al giorno per capirci, non avere dei pasti bilanciati come invece, e di qualità come hanno invece la maggioranza dei figli che oggi vivono in famiglie medie o medio-alte, vuol dire non avere accesso alle cure dentistiche, le cure sanitarie che non siano il pronto soccorso di corsa perché ho l'otite perforante, ma vuol dire tutte quelle cure, soprattutto di prevenzione, che permettono di creare adulti più sani. Quindi noi stiamo imbarcando un costo sociale di cui non abbiamo ancora contezza. Io penso che chi fa economia, conti economici, un 10% di popolazione infantile e giovanile povera significa avere degli adulti non competenti da un punto di vista, più svantaggiati, non competenti da un punto di vista della professionalità, quindi avere un accesso al mondo del lavoro di minore qualità. Vuol dire avere adulti più ammalati e quindi con dei costi sociali e sanitari molto più elevati, e significa avere un impoverimento in prospettiva, perché poi queste cose hanno l'effetto moltiplicatore in tutta la società, di avere un impoverimento effettivo, non è un dato teorico, è un dato certo. Questi, se non poniamo in essere delle azioni a contrasto, sono sicuramente degli adulti meno sani, meno competenti e meno... Se insieme ci mettete la fuga dei cervelli dei più competenti, fatevi l'idea di cosa sarà l'Italia fra 30 anni, anche fra 20.
Quello però che mi ha colpito molto è che questi indici, perché io li avevo già visti nel mio lavoro, io lavoro a Milano, cioè queste cose le vedo in quella che viene pensata come la città più moderna d'Italia, più all'avanguardia d'Italia, con le politiche anche sociali avanzate. Questi dati specchiano anche la realtà di Milano, infatti andando a guardare il dato disaggregato, questo indice di povertà è in aumento al nord più che al sud. Per il sud è un fenomeno strutturale al quale non abbiamo messo gli adeguati contrasti negli anni, ma al nord, dove nessuno si aspetta, io vedo dentro i miei fascicoli bambini che appunto non vanno a scuola, lasciano la scuola prima del compimento dell'obbligo, non hanno a che fare con cibo e salute adeguate e non sono solo stranieri. Certamente la crisi di questi ultimi anni ha colpito in una certa misura anche maggiore alcune fasce marginali di stranieri con impieghi più precari eccetera, però ci sono anche molti italiani, sono quelli che voi trovate nelle statistiche, i poveri che lavorano, hanno anche un bel nomignolo in inglese, cioè tutte le persone che poi non hanno magari alle spalle dei beni o delle situazioni familiari di partenza. E allora, e poi sono andata a guardare i dati sulla povertà non solo materiale, perché la povertà che sta incrementandosi in questo paese, e anche qui non siamo soli, un po' di Europa ci fa compagnia, ma noi brilliamo purtroppo, è una povertà educativa e una povertà relazionale. Allora, c'è una dispersione scolastica implicita, l'obbligo scolastico fino a 16 anni, un quindicenne su 2 non comprende un testo scolastico, non comprende ciò che legge, quindi sa leggere e scrivere rispetto all'indicatore analfabetismo assoluto, ma se noi pensiamo che sono passati 79 anni in cui c'è la scuola obbligatoria, l'innalzamento dell'obbligo scolastico, siamo arrivati ai 16 anni e nel 2022 abbiamo questo dato veramente per me allucinante, non ho un altro aggettivo per definirlo, che un quindicenne su 2 non comprende ciò che legge. Qui abbiamo le rappresentanze del liceo, ma lo studio non è solo il liceo, loro sono tra i più fortunati, sono tra le persone che hanno accesso anche a una qualità mediamente migliore degli studi. C'è tutta una fascia che è quella in cui i nostri famosi imprenditori poi non trovano gli operai specializzati, non trovano tutto questo tipo di lavoro magari manuale, ma che chiede testa, che chiede qualità, non c'è nessun indirizzo verso questo tipo di studi, non c'è all'interno di quel tipo di studi una capacità di comprendere. La società è sempre più complessa, anche per lavori apparentemente semplici servono competenze elevate e non solo più generiche. Anche il famoso muratore non basta più che sappia mettere un mattone sopra, perché deve fare le case con i bentati, deve fare tutta una serie di cose che chiedono competenze diverse. Appunto l'operaio non è più quello generico, perché generici ce ne sono sempre meno, l'operaio specializzato ha bisogno di una formazione, di una comprensione di testi, di istruzioni, di mansioni che chiedono una scolarizzazione non tanto più elevata in anni di studio, ma di qualità diversa. Ancora, 2 studenti su 5 escono dalla scuola primaria di primo grado, la nostra terza media per capirci, con competenze della classe quinta primaria, cioè la nostra terza media vale la quinta elementare delle signore con i capelli più bianchi qui davanti. Quindi abbiamo dei problemi grandi, enormi, e la Repubblica ha molto da rimuovere gli ostacoli. Dobbiamo riprendere in mano tutto questo settore. Io poi vi direi e aggiungo l'osservazione che ho dei giovani, cioè il Tribunale per i minorenni non fa solo i processi per i minorenni che rapinano, che delinquono, ma noi vediamo tutti i minorenni in disagio. Il Covid ha fatto esplodere una criticità che era già evidente un po' prima, ma che è proprio diventata deflagrata, credo che in Veneto non sia diverso,
I ragazzi sono sempre meno in grado di tollerare qualunque frustrazione, quindi questo vuol dire anche nell'ambiente scolastico non tollerare un anno di scuola che va male, non tollerare un'interrogazione che va male, avere degli agiti rabbiosi oppure, e quindi esterni verso gli altri, verso i coetanei, anche di grado molto importante, perché se li vedo io al tribunale per i minorenni non è la parolaccia buttata in classe, stiamo parlando di comportamenti strutturati, di comportamenti che vanno avanti nel tempo, di comportamenti che mettono in pregiudizio non solo l'integrità di chi li compie, ma anche l'integrità dei compagni di classe. E quindi sono esplosivi o implosivi o implosi. Abbiamo una generazione che non esce più di casa. Abbiamo una generazione che non esce più di casa, che ha trovato in questa comfort zone della pandemia il fatto che tanto il problema c'è, mi sveglio, non mi metto quasi un pigiama, tanto basta che mi colleghi, metto un bollino che sono presente e poi anche se sono vestito con il pigiama di casa non mi vesto, intanto che ascolto la lezione, quindi sono collegato, posso fare altro con il mio telefonino e guardare il mondo da lì. Gli amici li prendo dalle chat, a me i miei figli mi dicono che sono preistorica a dire delle chat, ci sono i social, ci sono tante altre cose, comunque li prendo dall'esterno, mi vengono dentro, ma io con loro non entro in relazione, non avrò mai lo sguardo del coetaneo davanti, non avrò mai l'indicazione del mio modo della mia fisicità, del mio corpo dentro la società, non ce l'ho perché ce l'ho solo mediata da questi strumenti. E con tutto ciò abbiamo avuto un'esplosione di adolescenti, si tagliano, tentati suicidi, anche qui non abbiamo luoghi adatti di cura per questo tipo di ragazzi. Ripeto, la Lombardia, regione Lombardia, sanità della Lombardia di eccellenza, non ha posti. A gennaio avevamo 100 ragazzi, 100 a casa in famiglia perché non c'erano posti nelle comunità e nei luoghi di cura, ma 100 di quelli che il minuto prima si erano buttati dalla finestra, quindi chiusi dentro in casa con i loro genitori. Allora, anche qua, per quello che mi è venuto in mente, la Repubblica rimuove gli ostacoli. Adesso stiamo facendo tutto un lavoro anche come Tribunale per i minorenni per sensibilizzare le autorità su questo discorso, perché io ho passato mesi con il direttore sanitario della psichiatria dell'ospedale Tizio, della psichiatria dell'ospedale Caio, voi non ci potete lasciare in ospedale i ragazzi e voi non ce li potete mettere fuori, perché se uno sta male e ha bisogno di un luogo di cura, il luogo di cura non lo crea il Tribunale per i minorenni, non lo crea l'amministrazione giustizia. Queste giustizie minori, che tra parentesi non hanno il computer, non hanno l'informatizzazione, non hanno nulla, noi lavoriamo con la penna e la chiavetta e del computer dell'arte guerra, tanto così per dirvi. Questa giustizia che ha a che fare con le scienze altre, con le professionalità altre, è una giustizia che tutta questa criticità delle diseguaglianze la vede prima di tutto il resto. Prima che voi troviate scritto su un giornale che ci sono i problemi appunto degli adolescenti in disagio psichico, noi ci stavamo già lavorando da più di un anno, perché avevamo cominciato a vederli non febbraio 2020 ma a maggio, quando il primo anno scolastico per quanti era andato perso, il secondo anno scolastico per quanti era andato perso. Allora, non è che la Repubblica non faccia niente, adesso il PNRR famoso ha preso in esame anche questo problema, cioè la politica si è resa conto che se non si occupa anche di queste problematiche poi diventano un costo che non si sa come gestire. Sono stati fatti dei piani, qualcuno sempre dall'internet si va a leggere il 5° piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, questo è il titolo del piano 2022-2023, contiene delle cose bellissime. Io penso che se fossi un ragazzo e pensassi che dietro di me si muove questo quadro di
competenza, legame educativo, scolastico. Poi penso ai miei ragazzi, quelli che incontro tutti i giorni, e mi domando quanti di loro saranno i destinatari di questi progetti creati con dei fondi spot qui, spot lì. Allora, certe cose devono diventare strutturali, non possono essere a progetto. Noi lavoriamo con i progetti. Il Tribunale dei minori lavora con gli assistenti sociali a contratti a termine non in base all'anno dei ragazzi, cioè l'anno scolastico, ma in base all'anno solare. Gli educatori e gli psicologi sono assunti tramite cooperative a contratto, a progetto, con la capofila del progetto e sotto tutti i progettini. Allora un anno vince uno, un anno vince l'altro. Il mio povero minore traumatizzato, che ha bisogno di avere la figura di riferimento stabile anche per decreto del Tribunale, lavora da dicembre a giugno con un educatore. Poi ci sono le vacanze, ma l'educatore sta dentro nel primo piano biennale. Allora il secondo a settembre riprende, non è detto che sia lo stesso educatore, allora la ragazza ti dice ma io non voglio più fare l'educativa, perché a me stava simpatico Marco che veniva a giugno e tu devi rispondere di Marco non è più nella cooperativa e nel contratto. Allora come noi possiamo pensare di migliorare il livello sociale con questo tipo di infrastruttura che ci sta dietro? Io prima me lo chiedevo, poi per anni me lo sono solo chiesta, poi l'ho detto timidamente, adesso ho deciso che quest'ultima parte della mia professione ne farò un tema che porterò in tutte le sedi in cui mi è consentito di parlare. Dobbiamo ripensare all'assetto sociale in termini macroeconomici, perché poi stia bene il singolo, e se non sta bene il singolo ragazzo che oggi sta male sarà un adulto genitore precoce, genitore in difficoltà, che avrà dei figli che saranno ancora più in difficoltà, perché i nostri fascicoli sono di generazione in generazione. Se noi non abbiamo questa consapevolezza che deve essere di tutti, che questo tipo di giustizia, per tornare al tema della giornata, questo tipo di giustizia deve essere una giustizia che non va messa come la Cenerentola, l'ultimo in fondo che fa qualche donna di buon senso che magari è meno brava in altri campi del diritto e si mette a fare questa materia di serie B. È una materia di serie A, deve diventare uno dei pilastri fondanti per cui la Repubblica contribuisce a rimuovere gli ostacoli. Chiudo anch'io con una frase di Calamandrei che dice questo: la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. L'omaggio che gli possiamo fare è che non la lasciamo un pezzo di carta. Se lei è un pezzo di carta la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno metterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse e la propria responsabilità. Grazie.